Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! È ricoverata in gravissime condizioni nell'ospedale di Lamezia, dove è arrivata in elisoccorso un'anziana rimasta incastrata tra le macerie per il crollo del pavimento della sua casa. Il fatto è accaduto a San Nicola da Crissa. È stata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Lamezia Terme. Le sue condizioni sono gravi. La donna, 87 anni, è precipitata nel vuoto. Si trovava in una casa in disuso nel centro storico di San Nicola da Crissa, nel Vibonese, quando il pavimento improvvisamente è crollato. Il boato, avvertito anche dai vicini che hanno allertato i soccorsi. L'anziana è rimasta incastrata tra le macerie. Sul posto i vigili del fuoco di Serra San Bruno, che hanno estratto la donna. Sul posto le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente. In queste ore nel nosocomio Giovanni Paolo II di Lamezia Terme la donna lotta tra la vita e la morte. L'incidente è avvenuto questa mattina. I testimoni raccontano la paura, l'arrivo dei vigili del fuoco. Resta però lo sgomento per una imprevedibile fatalità. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!